sindaco Boscaro di Vigonza, pare ci sia stato un femminicidio di due residenti appunto nel suo comune. Sì, è una donna che ieri eravamo già sconvolti pensando all'ipotesi di suicidio che si era diffusa. Questa mattina abbiamo appreso che Giada, a quanto pare, è stata vittima invece di un femminicidio da parte del compagno. E è una notizia che ci lascia veramente basiti e senza parole. È una famiglia che era venuta a vivere a Vigonza da poco più di un anno e va la mia solidarietà ovviamente a tutti i familiari di Giada, ma un pensiero particolare al figlio, un figlio di 4 anni che frequenta un asilo parrocchiale del nostro territorio e a cui ci mettiamo a disposizione sia come amministrazione ma come intera comunità per un sostegno di qualsiasi natura serva. Ma c'è una triste coincidenza. Una settimana fa il nostro assessore al sociale, l'assessore Sabrina Boscaro, aveva diffuso una campagna sui social di sensibilizzazione per donne vittime di abusi, di violenze, di minacce, con un numero da chiamare per essere aiutate. Questo penso sia il passaggio culturale su cui dobbiamo lavorare tutti insieme perché ancora una volta vediamo che c'è paura, a volte vergogna, mentre chi opera tutti i giorni nel mondo dei servizi sociali sa che ci sono tante situazioni sommerse come questa che non possiamo più tollerare. Sindaco, lei conosceva la vittima e il presunto assassino? No, non conoscevo la vittima perché appunto arrivavano da fuori comune, ma conosco la famiglia dell'accusato, che è una famiglia di Vigonza, storica, una famiglia ineccepibile su cui non abbiamo nulla da dire e quindi inserita nella comunità. Né lui né lei erano invece conosciuti neanche praticamente dai vicini, ecco, quindi anche i residenti della via in cui abitavano ci hanno detto di averli visti poche volte di sfuggita. Senta, lei con un bambino di 4 anni da solo. Sì, esatto, questa è la cosa più grave e fortunatamente ci sono dei parenti che si prenderanno cura di lui, però il supporto deve essere massimo e soprattutto per i traumi che questo bambino oggi spero non si renda ancora conto di quello che è successo e che gli verrà spiegato in tutte le forme, con tutte le cautele necessarie, però è veramente una notizia che gli cambierà la vita. Senta, il luogo dove è successo il fatto, lei lo conosce? Sì, sì, è uno dei cavalcavia dell'autostrada che attraversa Vigonza e devo dire che sono veramente stupito perché non è facile scavalcare quelle recinzioni e quelle protezioni, si parla di qualche metro, insomma, già da quando si era diffusa l'ipotesi del suicidio ci chiedevamo come fosse possibile. So che la ricostruzione dei fatti è al vaglio degli inquirenti, però è veramente una cosa che fin da subito ci è parsa strana. Non c'erano state avvisaglie di questa situazione nei mesi scorsi? No, Non è arrivato nulla? no, di questa situazione no. Noi abbiamo una convenzione anche col Centro Antiviolenza Donna dove insieme ai quali seguiamo delle situazioni che ci sono sul territorio anche di fragilità e molto delicate. Questa situazione non era assolutamente stata segnalata e non era in carico, ci risulta, nessuno.